Eh. Scusate, eccoci, scusate, è che quando si è sommersi di notizie che ci riguardano è difficile rimanere concentrati sulla diretta che dobbiamo fare, ma adesso ci siamo qui, siamo ritornati a casa nostra, nella nostra sede operativa di via Pradamano 4, quest'oggi siamo di nuovo unicamente io e Mauro dal team, qui ad accompagnarvi in questa ventina di minuti che passeremo insieme come al solito a chiacchierare di libri, di festival, di cinema e di molto altro, però ci tenevamo a cominciare questa diretta parlando di Atiq Raimi, nostro autore, quest'anno nel 2018 è il primo libro con noi, magari ce ne saranno altri, chi può dirlo, ospite del Festival Dedica di Pordenone, uscito in libreria con questo Grammatica di un esilio. E abbiamo avuto un bel weekend, no? Che ha lanciato anche sui giornali il libro, stavamo leggendo non a caso tutto il libro della stampa di sabato, Alessandro stava leggendo il domenicale Sole 24 ore, poi c'è una bellissima intervista del Manifesto. Anzi, vi invitiamo ad andare a recuperare questi articoli per iniziare così ad esplorare il mondo di Atiq Raimi. Ma per entrare nello specifico, per entrare in Grammatica di un esilio, chiederei proprio a Mauro di raccontarci qualcosa di questo libro, di cui finalmente possiamo parlare perché per 2 volte non abbiamo potuto oggi. Eccolo, possiamo addirittura mostrarlo. Eccolo qua, è il secondo volume di estensione, questa collana dell'Est Europa, ma qua si va oltre all'Europa, si viaggia ancora più lontano, si arriva fino in Afghanistan. Il primo libro era Ivo Andrić e il secondo è questo di questo grande autore a livello internazionale, un autore importantissimo, nato a Kabul nel 62 e scappato nel 78 dopo il colpo di stato comunista in Afghanistan. Prima è scappato in India e poi ha avuto asilo politico in Francia, dove attualmente vive a Parigi. E per la prima volta, infatti, sul Manifesto lo definiscono il libro questo il più nostalgico tra tutti quelli di Raimi, perché per la prima volta lui qui racconta il suo esilio, che cos'è stato per lui l'esilio, cos'è stata questa fuga, questo abbandono della lingua materna, questo abbandono della terra d'origine, questo abbandono della sua anche infanzia, e lo fa attraverso questo libro delicatissimo e potente allo stesso momento. È un libro fatto di più cose, è fatto di disegni, è fatto di poesie, è fatto di preghiere, è fatto di riflessioni, di narrazione pura. È come se qua dentro ci fosse veramente una grammatica che va a raccontare, a puntellare che cosa è stato per Atiq Raimi questo esilio, che è dolore, scoperta, sofferenza e nostalgia allo stesso tempo. È un libro, insomma, per noi importantissimo e volevo leggere solamente questo brevissimo passo, perché dice: a quale civiltà appartengo? A tutte, ma più di tutte a quella che mi presta le sue lettere, perché qualsiasi cosa faccia, ovunque vada, qualsiasi cosa io diventi, sono ciò che scrivo, ciò che leggo, ciò che vedo, e io vedo soltanto lettere. Perché parte da questa riflessione, no? Parte dalla lingua, dall'aspetto linguistico, che ovviamente in una persona che scrive l'abbandonare la lingua madre è abbandonare tanta roba, perché ovviamente è il mezzo con cui Raimi in questo caso si esprime. Quindi è un libro molto potente, è sostanzialmente anche una mappa di parole, di riflessioni, e quindi per noi è un grande onore ospitarlo nel nostro catalogo. Tra l'altro lo possiamo dire, lo lanciamo ufficialmente all'interno di Dedica martedì 13 marzo a Pordenone, al convento di San Francesco, assieme a Paolo Di Paolo, che ha curato un po' la quarta di copertina e ha fatto un po' una presentazione del libro. Sì, è un libro che poi ha la parola erranza, no? Molto presente al suo interno, e quindi come bottega errante
è inevitabile che ci appartenga in modo particolare. Raimi, che è uno scrittore che in Italia ha pubblicato 4 libri con Einaudi, quindi dopo Einaudi insomma arriviamo noi Bottega Errante del suo piccolo, ed è insomma, Pietre di pazienza, Terra e cenere, sono Maledetto Dostoevskij, sono libri molto importanti, ma non solo. Atik Raimi, premio Goncourt tra l'altro 2008, uno dei maggiori premi a livello europeo, certo. È anche un regista, è anche un uomo di cinema, e allora passo la parola a te, insomma, per questo aspetto di Raimi. Ma prima parlavi di linguaggi, i linguaggi con cui Raimi racconta se stesso, racconta le storie che ha a cuore sono tanti. Uno di questi è il cinema, una delle sue prime passioni è il documentario, e quindi sono tanti i lavori che ha fatto come documentarista, poi passa alla scrittura, è un rapporto liquido che continua e in cui lui si alterna nelle vesti di scrittore o di regista. C'è un film forse che vale davvero la pena raccontare, che è Come pietra paziente, tra l'altro appunto tratto dal suo omonimo libro, un film del 2012. È un film che secondo me va ricordato perché è un film che racconta la femminilità negata, la storia di questa donna e del rapporto tra questa donna con il marito in coma, e tra l'altro è un duello proprio tra questi due corpi, perché da un lato c'è questo uomo inerme, in coma, che non può comunicare ma che al tempo stesso continua a fare del male con il proprio corpo, e dall'altro c'è il corpo invece di questa donna, il più delle volte coperto perché ha addosso il burqa, ma piano piano questa donna si scopre ed esce poi quella che è la sua femminilità, quella che è la sua realtà e la sua vita, la sua anima vera e propria. E mi collego al fatto, insomma, che stavi appunto raccontando uno dei film di Raimi, perché insomma, siamo reduci da una notte che per il cinema è forse una delle notti più importanti, più insomma, pubblicizzate, di cui si parla tutto l'anno, e che è la notte degli Oscar. Allora insomma, è inevitabile chiederti che cosa pensi di questa notte e dei premi che sono stati assegnati. Beh, l'hai detto tu, è una delle notti, forse la notte più importante per quello che riguarda il cinema mondiale. È stata la notte del trionfo annunciato della Forma dell'acqua di Guillermo del Toro, di cui tra l'altro avevamo parlato, vi avevamo invitato a vedere questo film perché è molto bello, quindi per una volta ci troviamo anche in sintonia con quello che è il risultato degli Oscar, che si è portato a casa l'Oscar come miglior film e come miglior regia appunto a Guillermo del Toro. È stato anche finalmente la notte trionfante per un grandissimo attore che è Gary Oldman, che con la sua interpretazione di Winston Churchill nell'ora più buia ha sbaragliato la concorrenza, e soprattutto forse quello che era il nemico numero uno, ovvero Daniel Day-Lewis del Filo nascosto. E poi è stata la serata bellissima di Frances McDormand, questa attrice straordinaria che già in passato aveva vinto l'Oscar per Fargo, che con questo film che si intitola Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ha portato all'attenzione non soltanto una bellissima storia, ma anche il racconto di questa madre, di questa donna, e tra l'altro ha accettato questo premio, facendo poi un grande discorso sull'essere donna e soprattutto sull'essere donna nel mondo del cinema e dello spettacolo. Aggiungo soltanto un Oscar, un premio di cui io sono molto felice, ma credo che un po' tutti noi come italiani dovremmo esserlo, che è l'Oscar alla migliore sceneggiatura a James Ivory per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Tra l'altro è il primo Oscar che vince James Ivory all'età di 89 anni, lui che è un grandissimo regista oltre che sceneggiatore, se pensiamo a Quel che resta del giorno, a tutti gli altri suoi film. Chiudo questo piccolo bilancio sugli Oscar parlando di quello che è l'Oscar al miglior film straniero. Era una cinquina straordinaria perché c'erano L'Insulto, Loveless, The Square, Corpo e Anima, e alla fine ha vinto Una donna fantastica, che è questo film cileno davvero bellissimo, e quindi vi invitiamo a ripescare un po' tutti questi film perché sono davvero film di grandissima qualità. E dopo questa parentesi cinematografica torniamo insomma a tuffarci nel mondo dei libri. Lo facciamo con la nostra consueto consiglio o soprattutto segnalazione di una casa editrice che ci piace. E oggi di chi parliamo, Mauro? Di quale casa oggi editrice parliamo scelto? Forse della mia casa editrice del cuore per molto tempo,
Si tratta di Minimum Fax di Roma, è una casa editrice che ha fatto, credo, la storia dell'editoria recente, o comunque è stata una delle piccole e medie case editrici più importanti degli ultimi 20-30 anni. Nasce nel 93, il nome deriva dal fatto che all'inizio si trattava di una rivista mandata via fax, e quindi per questo Minimum Fax, una rivista di letteratura che veniva spedita appunto ad altri scrittori, a critici, a giornalisti, girava via fax e poi però nel giro da metà degli anni 90 fino alla fine degli anni 90, insomma, è stato veramente il bacino dove la nuova letteratura americana in Italia ha avuto maggior rilievo. Stiamo parlando di autori come David Foster Wallace, Bukowski, Lethem, senza dimenticare per me il grande genio che è Raymond Carver. Minimum Fax riesce a pubblicare tutto Raymond Carver, e solo recentemente Einaudi lo ha ripubblicato, la collana italiana Nickel, una collana italiana di letteratura italiana importantissima, diretta da Nicola La Gioia, e che tra le ultime cose, insomma, l'ultimo premio Strega Cognetti ha esordito proprio come Minimum Fax in quella collana. Quindi una grande casa editrice, di quelle veramente che scoprono i talenti, che fanno un lavoro di ricerca, e quindi vedevo a casa proprio ieri, tra i libri di Minimum Fax, questa antologia straordinaria uscita nel 2009, Barred Children of America. Era un'antologia della nuova letteratura americana, e a rivedere adesso i nomi dei giovani autori americani troviamo i più grandi scrittori. Quindi una bellissima esperienza editoriale, e quindi la casa editrice, insomma, che tra l'altro ultimamente ha fatto proprio, ha virato. È vero, nel 2017 un po' anche pur mantenendo la propria anima, ecco qua vediamo un esempio degli ultimi libri pubblicati, ha scelto una nuova veste grafica, anche per ribadire la sua indipendenza, la sua trasversalità, eccetera eccetera. È molto riconoscibile, facilmente trovabile proprio in libreria. Questo è American Dust, che è un libro bellissimo. Ce n'è un altro molto interessante che si intitola Nelle terre di nessuno, di Chris Offutt, che ho letto quest'inverno, che è proprio la sintesi della narrativa americana. Sono alcuni racconti brevi che ci portano proprio all'interno della periferia americana e di tutti quegli autori di cui tu in parte hai raccontato adesso. Minimum Fax, tra l'altro, fino a qualche anno fa aveva legato anche la sua presenza online a questo blog, a questo sito molto bello che continua, insomma, a operare, ed è un punto di riferimento per un po' il mondo culturale contemporaneo. Si chiama Minima ed Moralia, e allora magari parlarsene tu, Alessandro, di che cosa possiamo trovare dentro questo spazio web. Sì, hai detto bene, è nato nel 2009 come parte di Minimum Fax, poi negli ultimi anni, nel 2014, è diventato indipendente, ed è proprio un luogo in cui veramente poter approfondire, non soltanto guardare, osservare o spizzicare cultura, libri e molto altro, ma è veramente un luogo in cui riuscire a tuffarsi all'interno della cultura, riuscire a trovare articoli che ci raccontano libri. Ci sono una serie di giornalisti che riescono veramente a sviscerare quello che riguarda la letteratura, ma anche il cinema e in generale tutto quello che è il panorama culturale italiano, ma appunto non solo, perché parla molto anche di Nord America e di tanto altro. Invitiamo tutti ad andarci a fare un giro, insomma, per scoprire un po' di che cosa si tratta. Questa settimana consiglio io un libro. Vai Mauro, che cosa ci consigli? Vi consiglio questo libro che si chiama Stirpe selvaggia di Eraldo Baldini, Einaudi, copertina bellissima tra l'altro, libro amatissimo da me,
racconta questo personaggio, questo eroe romantico, questo ragazzino di 9 anni che si chiama Amerigo, che all'inizio del Novecento insomma vive questa straordinaria storia di amicizia e d'amore in questo borgo dell'Appennino romagnolo. Siamo nel 1906, San Sebastiano in Alpe. Forse lui è figlio di Buffalo Bill, Amerigo perché è stato concepito in America, e quando Buffalo Bill rifiuta di incontrarlo, allora lui da quel momento sarà sempre dalla parte degli indiani e vive tra i boschi, in mezzo ai boscaioli, in mezzo a questo Appennino un po' semi-abbandonato. È un romanzo meraviglioso in cui questo personaggio entra dentro, insomma, dentro la carne del lettore, e credo che sia un bellissimo libro da consigliare, anche da consigliare magari a un ragazzo da leggere, ma è un libro totalmente, insomma, che può essere affrontato dagli adulti con grande piacere, quindi ve lo consiglio. Lui è un autore che ha scritto molto di noir, però qui veramente racconta una sorta di Macondo nostrana che mi ha veramente stupito e mi è piaciuto tantissimo, quindi il consiglio è questo, Stirpe Selvaggia di Raldo Baldini. Prima di arrivare però, adesso che siamo quasi in chiusura, agli appuntamenti della settimana, devo dire che per me è stato un weekend molto fortunato, perché sono stato in 2 occasioni, devo dire che ho avuto la possibilità di passare 2 serate straordinarie. La prima è stata sabato pomeriggio al Centro Studi Pasolini di Casarsa, dove c'era la presentazione di un libro dedicato a Tonino Dellicolli, il grande direttore della fotografia di Fellini, di Sergio Leone, di Pasolini. È stato proprio un viaggio, un'immersione all'interno del mondo di questo grande del cinema, un evento in cui c'era il figlio di Dellicolli che ha curato questo libro, e poi Gloria De Antoni delle Giornate della Luce e Riccardo Costantini di Cinema Zero. L'altro invece è stato ieri sera, domenica sera, a Teatro Contatto, la stagione del CSS, con questo spettacolo della grandissima regista italiana Emma Dante, siciliana, che si intitola La Scortecata. È uno spettacolo tratto da Locunto degli Cunti, questo incredibile testo napoletano del Seicento, che tra l'altro aveva avuto una bellissima trasposizione cinematografica di Garrone, il racconto dei racconti, Tale of Tales, e ieri sera è andato in scena a Teatro Contatto. C'erano questi 2 protagonisti uomini che interpretavano 2 anziane donne che cercano in tutti i modi di farsi sposare da questo re, ed è veramente un viaggio incredibile nella lingua e nel mondo del teatro napoletano, siciliano, è un po' un insieme delle cose. E arriviamo agli appuntamenti di questa settimana. Partiamo con la segnalazione di 2 tappe del libro di Alessandro Tasinato, Il fiume sono io. Sì. Le ricordiamo velocemente. Venerdì sarà alla libreria Pangea a Padova alle ore 18, sarà presentato e dialogherà con il giornalista Ernesto Milanesi. Il giorno dopo invece sarà a Minerve, in provincia di Verona, la sala civica, alle ore 17, con Marilena Bonfante. 2 appuntamenti per continuare a raccontare questo film scomparso e quindi continuare la tournée di presentazione di Alessandro. Invece io segnalo un appuntamento giovedì 8 marzo per la giornata internazionale della donna a Pordenone, a Cinema Zero. C'è questa anteprima in collaborazione, aspettando le voci dell'inchiesta, con questo film che arriva da lontano, perché arriva dal Gambia, che si intitola Jah Has Promise, che ci permette di approfondire questa giornata, in particolare la condizione delle donne, di quelle donne, ma in generale a livello universale. Io segnalo che sempre l'8 marzo al Teatro Palamostre a Udine alle 20:45 ci sarà una serata molto particolare, molto suggestiva, perché verrà conferita la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Udine a Angela Staude Terzani, la moglie di Tiziano Terzani, e che è inutile dire, insomma, aggiungere nient'altro, insomma, uno dei più grandi viaggiatori, scrittori e giornalisti di viaggio e inviati di guerra
che sia mai esistito, possiamo tranquillamente dirlo. La serata sarà condotta da Gad Lerner, ci sarà anche il figlio Folco, quindi un grande omaggio della città di Udine e anche dell'associazione Vicino Lontano, del premio Terzani, a questa donna, insomma, così affascinante, così vicina, insomma, anche al messaggio del marito, quindi una bellissima occasione per fare un viaggio nel mondo di Terzani, quindi consigliamo a tutti di andarci. Siamo ormai ai saluti, chiudiamo come al solito con un film da consigliare. In realtà è un film che è già uscito, perché era uscito quest'autunno, ma che viene riproposto nelle sale giovedì 8 marzo e si intitola Nico 1988, che è la versione di Susanna Nicchiarelli, della grandissima Nico, leader dei Velvet Underground, musa di Andy Warhol. In questo film vengono raccontati gli ultimi scampoli di vita, proprio gli ultimi 2 anni, quando ormai lei è lontana dalle scene, ha intrapreso un'altra carriera artistica, ma soprattutto ci viene raccontato il lato umano, per cui davvero c'è questa possibilità di recuperare questo film e il consiglio è: andateci. Grazie a tutti, al prossimo lunedì con il nuovo Retro